rivoluzione potremmo dire anche, immagino, l'Italia dei Valori, Ignazio Messina, successore di Antonio Di Pietro alla guida del movimento. È una questione soltanto di numeri, di conti o anche di contenuti, Messina? Ma io ritengo innanzitutto che sui conti non ci siano problemi, perché mi sembra allucinante pensare che una manovra di questo tipo sia priva delle coperture, quindi che Forza Italia o Brunetta la pensino diversamente, o anche Rotondi probabilmente fa parte della campagna elettorale. Il problema diverso invece sono i contenuti. Io vorrei parlare dei contenuti. Noi per esempio diciamo che va bene mettere 80 euro in più nelle tasche di chi ha gli stipendi più bassi, ma non va bene non occuparsi dei pensionati, non occuparsi dei 4 milioni e mezzo di disoccupati in Italia. E così come per quanto riguarda le nomine, anche su questo si parla di una rivoluzione culturale, noi ce l'auguriamo, però spostare Moretti dalle ferrovie a Finmeccanica non è una rivoluzione culturale, è sostanzialmente fare una rotazione di manager di Stato. Allora ecco, vedremo i nomi che verranno fatti, ma credo che bisogna andare fino in fondo e con grande coraggio. Anche quello che diceva prima di me Rotondi sul Senato. Il Senato, io ho fatto il sindaco in Sicilia, peraltro di un comune di quasi 50.000 abitanti e quindi non di una grande città, e non avevo tempo di respirare, Pensare che un sindaco di una grande città debba andare a fare anche il senatore, francamente la dice lunga. Allora il tema vero è: stabiliamo che il sistema bicamerale in Italia ha impedito di legiferare in maniera spedita e utile per il nostro Paese, per lo sviluppo del nostro Paese, e eliminiamo il Senato, ma non ha proprio senso andare a fare un Senato tanto per farlo, quindi su questo noi concordiamo. Quindi è una serie di riforme che vanno fatte. E poi sulle coperture la dobbiamo anche finire in un Paese dove si continua a dire che non ci sono soldi. Soldi ce ne sono e a palate, e che non vengono presi, o meglio in determinate tasche non si va a cercare mai, tranne che dei lavoratori dipendenti, dei disoccupati, dei precari. Allora lì si raschia sempre, o perché gli tiri fuori dalla tasca o perché gli aumenti la benzina, ma non si va mai a parlare dei grandi evasori fiscali che sono rimasti tranquilli con i fondi Svizzera e nessun governo è riuscito a riportare o a tassarli, al contrario di altri paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti che lo hanno fatto tranquillamente. La corruzione che incide nel nostro Paese per 60 miliardi di euro l'anno, e allora si sa dove si annida la corruzione, si intervenga. E da ultimo, è una delle nostre battaglie come Italia dei Valori, ci sono 80 miliardi di patrimonio confiscato alla mafia, ma insomma proviamo, dopo aver garantito la funzione sociale, dato ai comuni e alle regioni questi beni o alle associazioni di volontariato, per il resto si vendano. Pensate, di questo patrimonio 2 miliardi e 300 milioni sono in contanti e titoli di Stato depositati presso il Fondo Unico Giustizia. Vi diciamo anche dove sono, non ne ho sentito parlare. E allora forse fa più comodo andare a raschiare il barile sempre nelle stesse tasche ormai vuote e non al contrario andare a prendere e utilizzare i fondi dei mafiosi. Questo è il tema vero, quindi io sulle coperture non avrei dubbi. Il problema sono anche i contenuti, vedere se realmente si vuol fare una riforma e quindi una rivoluzione culturale o al contrario